God Save the Wine finalmente in Versilia, finalmente il mare. Anche Andrea l'abbiamo liberato dalla sua cantina lassù nel freddo trentino, l'abbiamo portato al mare. Andrea, cosa ci hai portato? Spero un po' di freschezza, perché questo caldo in Toscana non ce la facciamo più. Sicuramente la freschezza caratterizza l'intera nostra produzione. Direi di cominciare dai bianchi e sicuramente dal Trento DOC, quindi spumante metodo classico. Lo stavo per chiedere. Nel nostro caso un 100% Chardonnay, riserva, quindi 40 mesi sui lieviti, millesimato, annata 2012, Brut Nature, quindi raboccato solo con se stesso, secco secco 1,8 residuo zuccherino. Questo è estivo, in effetti non c'ha residuo, diretto, immediato, floreale, una bella sapidità, bella persistenza, un Gabber Trento DOC, questo famoso appunto bollicine di montagna, no? Che è un vostro... E le vostre vigne dove sono? Allora, la nostra realtà si compone di due unità. La prima è quella dove abbiamo la cantina, quindi il maso con 8 ettari di proprietà tutti attorno sul conoide di Feido, subito a monte dell'Istituto Agrario di San Michele, altri 4 ettari invece in quota, 600 metri, in Valle dei Laghi. Qui si vede sullo sfondo sono le Dolomiti di Brenta, quindi qui abbiamo terreno calcareo, terreno da profumi. Sotto questa terra rossa invece c'è un conglomerato di marne argilla da dove ricaviamo maggiore struttura. Quindi insomma potete riuscire a assemblare le cose migliori. Ecco, un'altra, oltre a Trento DOC, Trento è famoso anche Trentino per i suoi vini aromatici, profumi. Uno dei vitigni vi chiederanno sempre, immagino sia il Muller Thurgau. Sì, penso sempre. E, diciamo in questo caso cresce a 600 metri d'altezza. Senti un attimo per prendere la bottiglia in diretta. 600 metri comincia a essere, soprattutto poi a quelle latitudini, comincia a essere un livello particolarmente elevato. Quindi come mai l'altezza è importante per un vino? Perché spesso no, è una garanzia di qualità. In generale l'escursione termica è importante, quindi facendo estati sempre più calde ormai anche da noi, ecco che bisogna pian piano salire. Nel nostro caso diciamo magari è più celebre in Trentino il Muller di Cembra, ma appunto pochi sanno che anche nella zona di Cavedine si coltiva già dagli anni 70. Quindi insomma prima del boom di questi aromatici che adesso stanno un po' conquistando tutto. Quindi tutti gli anni comunque partecipiamo con il nostro Muller al concorso internazionale che si tiene a Cembra e diciamo che inizia a essere una garanzia avendo ottenuto 5 medaglie d'oro e 3 d'argento. Effettivamente c'ha un naso bellissimo, floreale, immediatamente riconoscibile e la cosa più bella è che in realtà mantiene una bevibilità, non è particolarmente stucchevole, anzi c'è proprio una bella sapidità. Diciamo è adatto sicuramente all'estate vista la bassa gradazione comunque che caratterizza. C'è anche questo colore quasi che viene sul rosato, molto concentrato come colore. Quindi siamo al tramonto, perfetto, quindi direi tramonto, che esatto, il tramonto con Muller Thurgau Trentino è quasi ideale. Quindi grazie per aver fatto questa faticata dal Trentino e spero che stai bene anche in Versilia. Vabbè, mamma mia, non si può che stare che bene. Grazie Andrea. Saluto.